Dice che era un bell'uomo e veniva da Uzieri, stimato da tutti, dotti medici e infermieri. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, e dopo 9 mesi io sono nato. Lui professore, pescatore, cacciatore e grande inventore. Lei maestra conosciuta in tutte le scuole. Sempre in chiesa tutti i giorni ed il sabato dalle 5 alle 7. Ed ora io mi spiego perché ho un fratello uguale al prete. Uguale. Avevo pochi mesi, ero ancora piccolino, e le zie che mi dicevano "Di chi è questo? Di chi è?" mi tiravano il pisellino. E così venne il giorno del mio primo nomastico, ed il mio pisellino sembrava un elastico. Sempre lì si attaccavano. Oh yeah, yeah. Fin da bambino ero cocciuto come un mulo. Mi piaceva scherzare, prendevo tutti per il culo e facevo sclerare maestre e professori. Quando tornavo a casa per me eran dolori. Poi mio padre mi comprò una bella chitarrina. Ogni giorno io scrivevo una canzoncina e tutti la volevano ascoltare. Ridevano, applaudivano, li facevo divertire. E ancora adesso che suono e canto e bevo Malvasia, per la gente di Instagram mi chiamo Magico Masia.